In lingua napoletana quello che si mette paura di ogni cosa è un piscia sotto. Chi le si è pisciato sotto la paura, chi le tiene i rini lasca, però a volte ci si può pisciare sotto anche dalle risate. Mio padre per farmi tacere diceva, sempre in ambito di pipì, tu parla solo quando piscia la gallina. Sapete perché si diceva così? Sì, in epoca passata, nei secoli addietro, si riteneva che la gallina non facesse mai pipì, perché in realtà l'acido urico era sviluppato solito dagli uccelli, veniva espulso dall'unico foro che era la cloaca della gallina. Quindi tu parla solo quando piscia la gallina. Ecco, la persona sfortunata a Napoli te ne ciorte i casetti e te fa pipì e se ne caretta. Oppure quando un napoletano, pur non essendolo affatto, si dà aria di santità, chi le pare sempre che piscia acqua santa per pellicola. Il napoletano che deve fare pipì dice a già fa un po' d'acqua, oppure anche a già a cagnà l'acqua a oliva. Una persona che ha un naso adunco, aquilino, tiene un naso che lo pisce in mocca. A proposito di pipì, oggi parliamo di Indlin, quindi c'è un aneddoto molto divertente su Ferdinando I Borbone. Sì, lui, sapete, era un re lazzarone, amava mischiarsi al popolino basso, ai lazzari, e si racconta che era sulla spiaggia di Chiaia. Sapete, i bambini a volte con la pipì scrivono delle parole, delle lettere sulla spiaggia. Allora lui dice vicino a uno scugnizzo, io sono col re, scrivi immediatamente viva lo re sulla sabbia con la pipì. E il ragazzo però esitava e a un certo punto allora sua maestà gli dice e lui dice maestà io non è che non lo voglio fare, è che non saccio scrivere, ma vi ti accompagna a mano. Una menzione regolare è invece segno di buona salute. Pisce chiara e futtaten romiere, ecco. Oppure quando due o più cose cooperano per la cattiva riuscita di un'opera. A Napoli si usa ancora oggi dire chi era già bello produsina, è tat e ci piscia in coppa, cioè il prezzemolo già non era particolarmente florido, ecco, ci mancava solo che la gatta ci facesse pipì sopra. Edoardo Scarpetta, siamo a fine 800, abitava a Chiaia e abitava lì a Palazzo Scarpetta, all'attuale via Vittoria Colonna. Si racconta che un giorno esce in carrozzera con il suo fidato cocchiere che era Pascale e vanno alla riviera di Chiaia, però il nostro Edoardo Scarpetta fu colto da un irrefrenabile desiderio di andare in bagno, non sapeva come fare, dice Pasquale fermati in un posto un po' riservato, scende, trova un angolino appartato e si lascia andare, fa pipì. Ma in quel momento arriva una guardia municipale che pur riconoscendo il nostro maestro Scarpetta dice guardi io purtroppo le devo fare una multa per oltraggio al pubblico pudore. Che fa? Dice vabbè non fa niente, conciliamo subito, paghiamo subito, basta che ce ne andiamo. Lui andava di fretta, dice quant'è la multa? Maestro sono 2,50 lire. Ok, lui gli dava una banconota da 5 lire, fa presto, andiamo riesco che managgia io. A un certo punto però dice la guardia municipale, dice guardi però stavano in un luogo appartato, io non so il resto, ma non so come fare. Ma intanto non si sbloccava la situazione, allora Scarpetta ebbe un'idea geniale. Si rivolge al cocchiere e dice Pasquale facciamo una cosa, scinno e pisci pure tu.